Abbigliamento, cibo, anche automobili, la contraffazione è un vero mercato parallelo che toglie soldi e lavoro alla parte onesta dell'Italia e non solo. Si commercia e si smercia un po' di tutto. Se solo in Italia e all'estero si potesse vendere materiale originale non contraffatto, il PIL nazionale ne subirebbe dei vantaggi enormi. Commercianti, produttori, associazioni di categoria, stanchi del mercato parallelo, ora lo vogliono combattere con ogni mezzo. Sì, purtroppo la contraffazione è in aumento, ormai da 2 anni noi stiamo percorrendo tutto il Veneto per fare informazione e fare in modo che la contraffazione sia sconfitta, perché è un danno incalcolabile al Paese. Guardia di Finanza, Carabinieri, NAS stanno facendo molto per combattere la contraffazione, ma una lotta senza quartiere deve diventare ora battaglia di civiltà. Si pensa che con la contraffazione siano occupati circa 40.000 persone solo nel Veneto che molto spesso lavorano in nero, non sono, come dire, in una condizione sicuramente di civiltà. Un giro di milioni di euro, quello della contraffazione, che finiscono tutti al mercato nero e nascosti al fisco. È un problema grave e il fatto che questa questione sia una questione per cui è necessaria un'alleanza forte tra diversi soggetti, in questo caso le associazioni di consumatori, ma tutto il sistema camerale del Veneto, è testimoniata dal fatto che oggi siamo qui in piazza e saremo nei prossimi giorni in 25 piazze del Veneto insieme al sistema delle camere di commercio. Appunto, le camere di commercio ora devono fare squadra per combattere il fenomeno in modo sinergico. Tutte le camere di commercio hanno l'interesse a garantire il consumatore in quanto tale, ma in quanto anche come terminale di una catena che vede a monte tutto il mondo manifatturiero che lavora per produrre i macchinari, per produrre gli alimentari, l'abbigliamento e quant'altro, ma anche nei processi intermedi. La contraffazione non è solo nel cibo o nel capo di abbigliamento che si acquista al banco, è tutta la catena che c'è a monte.